Ma la sua vita è cambiata dopo questi 3 anni? Sicuramente sì. Come? Ho un po' di paura, in mezzo alla gente mi metto la mascherina. Anche lei ha ancora la mascherina dopo 3 anni? Sì. Adesso io sono appena uscita di casa ma ce l'ho in borsa. La portate sempre con voi quindi? Ah, sempre, io parto da casa e me la metto e poi la tiro giù magari se non sono in mezzo alla gente. Io ho 88 anni, dunque sì che naturalmente non era più la vita di prima. Fino al 2019, per esempio, io suonavo, ho sempre fatto la mia musica, ho fatto 65 anni di musica e adesso però naturalmente è cambiata dal giorno a notte. L'ho accettato. Non è che ho avuto pensieri negativi o cose del genere, l'ho accettato. Cosa ricorda di questi 3 anni? Ricordo anch'io brutte cose perché sempre a casa ti stanchi e è sempre una cosa brutta. È stato un disastro la mia vita in questi 3 anni perché ho avuto un lutto in famiglia fra l'altro e non si poteva andare a trovare la moglie. Questi 3 anni, come sono passati? Che disperazione, mamma mia, ti manda una malinconia pazzesca. Adesso sono andata a togliere le braghe perché stasera vado in maschera e mi vesto da corsara. Alla faccia del Covid. E a faccia del Covid.